una delle imputazioni anche molto importante è quella al capo L2, che sarebbe l'episodio della Franzò. E di tutte queste imputazioni specifiche io vorrei trattare sia la responsabilità ovviamente di chi è imputato di quel fatto tra i miei assistiti, e in questo caso specifico di quel fatto è imputato solo Franco Gambacurta, sia la rilevanza e l'inquadrabilità di quel fatto all'interno del programma criminoso, se è una prova dell'esistenza, perché abilmente il pubblico ministero, per esempio l'episodio Franzò, non lo discute solo nel senso di determinare una responsabilità di Franco Gambacurta nel caso specifico, ma dice, vedete, l'episodio Franzò è tipico, è scolastico, è l'esempio che accade sistematicamente di quando c'è un'associazione di 74, perché c'è il capo che si preoccupa della difesa. Ora nello specifico io vi pongo un altro problema, no? Perché per dare sostanza a questo suo ragionamento e dire che che l'episodio Franzò è nel contesto del programma criminoso dell'associazione, si deve dire anche che la Franzò è un'associata. Ed è un'associata che entra in scena per 1 mese e mezzo, con un fatto unico, specifico, quella che nel gergo chiamano nelle intercettazioni la retta, che entra in scena in quel momento ed esce definitivamente di scena in quel momento. Quindi, diciamo, è stato già discusso dal suo difensore, certamente meglio di me, la posizione di Franzò, ma intanto non riesco a comprendere per quale motivo la Franzò debba essere lei stessa un tassello. Il motivo della procura è semplice, perché se no non sarebbe un episodio ascrivibile all'associazione, ma per quale motivo debba essere un tassello dell'associazione del 74? Peraltro ci sono una serie di intercettazioni che vi richiamo io, per esempio la conversazione 560 RIT 3458 del 2013, che dimostrano come Franco Gambacurta della gestione della Franzò, perché l'assunto è il capo, gestisce lui, gestisce i soldi alla famiglia, della gestione della Franzò non sappia niente. Si informa con RIS, poi gli chiede: ma gli avete dato 750 euro di soldi? Il 3 agosto, sì, gli abbiamo dato 2,50, poi gli abbiamo dato mezzo sacco alla moglie e 2,50 alla figlia. Cioè non sa neppure quanto ammontano le spese. Poi gli dice: tu gli devi dire, Bruno, tua figlia ha preso i soldi, hai capito? Ha preso i soldi per quello che andava incontro, come regola, manco gli avvocati ti dovevo pagare. Cioè la cosa strana è che, malgrado i parenti della Franzò dicono, poi lo dice in aula, ci siamo rivolti a lui per chiedere un consiglio sull'avvocato, lui non ha idea delle spese sostenute, non ha idea di quanto gli davano. Dice ancora in quell'ambientale: mo che ne so io di quello che gli davate? Quindi non sa qual è il compenso pattuito, non sa chi sono i concorrenti della Franzò e quanto avevano deciso di dargli, non sa queste spese legali che comunque è stata data una dimostrazione che vengono in parte pagate dalla famiglia. Che Franco Gambacurta si impicci, passatemi il termine, di quello che accade nella borgata è ricorrente. Per sua fortuna, dice una frase nell'episodio di Lombardi, perché se no là non ci aveva contestato solo l'estorsione, là ci aveva contestato il concorso con Gulbir nel traffico e con Lombardi nel traffico di stupefacenti e del vendita del fumo, perché a un certo punto, ma ci tornerò sopra, per sua fortuna gli dice: ma questo dove lo prende sto fumo? Eppure là, in un fatto che non lo riguarda, in un rapporto di debito di dare e avere tra due diverse persone che sono arrivate al punto di utilizzare le armi per risolvere i loro problemi, si impiccia, passatemi questo termine, in modo clamoroso, intervenendo, dando parole, eccetera, eccetera, e quindi che da, diciamo così, bullo del quartiere, sembra quello dei Trastevere di cosa, si sia messo a conoscenza e a parlare dell'attività della Franzò, del discorso quanto gli davate, quanto non gli davate, gli dovete dire così, eccetera, eccetera. Quindi che abbia conoscenza non è certo un elemento per poter dire che quella sostanza è riconducibile a lui, anzi sicuramente è
più clamorosa l'assenza di prova della partecipazione del reato specifico di quanto sia l'assenza di prova dell'inquadramento di quel fatto in un contesto di in quel contesto di in quel contesto, scusate, in quel contesto di criminalità. Anche perché, come vi dicevo, l'assistenza al complice non è che si deve dare necessariamente nel contesto associativo. Tutti i rapinatori danno assistenza al complice, cioè nel contesto malavitoso che si aiuti chi casca, come dicono loro, chi abbia un problema rispetto alla giustizia, è un fatto ricorrente che c'è sempre, mentre sarebbe stato altro quello che si doveva dire rispetto all'inquadramento del fatto all'interno di un discorso di 74, fermo restando appunto che il ruolo della Franzò non consente certamente questa qualificazione. Un importante argomento della Procura è quella della cosiddetta autonomia delle batterie. Secondo chi vi parla, anche quello è un, come dire, escamotage retorico, perché prendendo atto che non c'è coordinamento come ci dovrebbe essere nel 74, che cosa si dice? Si dice questo non c'è coordinamento perché c'è una struttura militare con una autonomia delle varie batterie. Allora, intanto questo pretenderebbe che nelle telefonate ci fosse una costante fornitura di stupefacente da parte dei vertici alle batterie, un ritorno costante di soldi e non episodi singoli di poco conto. Addirittura diventa un fatto importante, e sto parlando del capo 2 che è contestato a Veneri, la cessione di 7,5 grammi lordi di cocaina, cioè è costretto a dire il pubblico ministero: vedete, qui scende in campo Ciaccia, che è un uomo importante, perché scende in campo un uomo importante rispetto a 7,5 grammi lordi, cioè di questo stiamo parlando. E se non che quando dice il pubblico, l'ufficiale di polizia giudiziaria, in questo caso è Puzzone, che con quella solita problema del distorcere il dato probatorio perché racconta una storia fluida, che è quella che è la sua sintesi di intercettazioni, eccetera, poi quando noi ce le siamo andati a guardare una per una ci siamo accorti che non è così. Lui dice, Pizzone, che il 2 novembre Veneri riceve una telefonata da una certa Manuela che lavora presso il bar sito in via Montespaccato 8, dove ci sarebbe una riunione dei vertici, e questo viene chiamato Veneri per incontrare gli stessi. A questo incontro, in un secondo momento, arriva anche Margo Ciaccia e dice a questo punto il pubblico ministero: vedete, nei sequestri di quantitativi più importanti, non parliamo del cinquino, 7,5 grammi, cotica, direi io, scusate il termine latino di commento, tutte le volte che la gestione supera un po' quella soglia normale della singola dose, c'è sempre un contatto che basta dal bar Romeo. Quando la difesa di Veneri, così non ci prendiamo meriti, interroga il magistrato Puzzone, Puzzone dice che la telefonata, che sarebbe l'innesco, la telefonata di Manuela, noi gli diciamo: scusi, sta telefonata dov'è? Sta telefonata non è trascritta, non c'è nella perizia. Non ha potuto individuare il chiamante, non ha potuto accertare se l'imputato abbia effettivamente ricevuto la telefonata dall'utenza fissa del bar Romeo, non ha potuto neanche captare il contenuto della telefonata. Dice solo che con il GPS installato sul motociclo aveva dedotto che questo si recava presso il bar, ma che non aveva potuto osservare la partecipazione alla riunione del bar. Questo permette intanto di smentire l'assunto della Procura: vedete che c'è il vertice, c'è la riunione ogni volta che c'è qualcosa, ma c'è di più.
Nel contesto di Nuova Vita, noi e l'udienza del 26 maggio 2020, che darebbe contezza dell'esistenza di questa associazione e quindi di una pervasività e quindi di una riconducibilità ai capi dell'associazione di questo pulviscolo di piccolo spaccio, noi chiediamo al maresciallo: voi avete fatto un elenco di 67 singoli episodi di spaccio, e gli chiediamo, in questi 67 episodi di spaccio, 67, quanti voi addebitate di questi a Franco Gambacurta? Diciamo nessuno. Quanti ne addebitate di questi 67 a Roberto Gambacurta? In flagranza di reato nessuno. Vedete sempre quel volere in qualche modo limitare il danno. In flagranza di reato, io gli potevo chiedere non in flagranza di reato, ma nessuno. A Marco Ciaccia di questi 67 nessuno. A Stefano Lavista nessuno. C'è a Nuova Vita, abbiamo un carriere di 67 episodi a Malavita, 67 episodi cardine, nessuno dei quali ascrivibile né ai tre capi dell'associazione. Non ne parliamo Massimiliano Gambacurta, che di Nuova Vita, qua di Malavita, non ne sa nulla, non c'è un solo elemento indiziario che lo possa ricondurre a Malavita. Dopodiché, vedete, Malavita è la vera prova della forzatura giuridica del fatto, perché dire che rivive questa associazione con modalità riprendendo quella che era finita intorno al 2015 è veramente qualcosa al di fuori, perché cambiano il contesto, cambiano i protagonisti. Dire che c'è una sistematica vendita ascrivibile sempre alle stesse persone, dice, perché è vero che nei 67 episodi di spaccio non abbiamo potuto contestare nulla a Franco Gambacurta, non abbiamo contestato nessuno a Roberto, però abbiamo visto tutte le volte che abbiamo fatto il sequestro che la droga è avvolta in un nastro verde, che è quello che si usa nel giardinaggio. Ora ditemi se il nastro verde per il confezionamento avrebbero potuto dire che era pure col cellofan trasparente, perché io voglio sapere quali sostanze di sostanza stupefacente